Buongiorno Renzo. Buongiorno signor Maggi, lei è sempre vivace e ilari. È vero, sai che è un sinonimo di quelli che non capiscono niente, no? No, assolutamente. Sì, dici no, perché quando uno... Assolutamente. Però io vedo, cioè, effettivamente Uno vivace a spirito. nel mio DNA sono abbastanza sorridente, però la gente, quando uno è troppo sorridente, alla gente piace quello che soffre. Quando uno è troppo sorridente va a quello lì. Cioè, la gente vuole lacrime e sangue. Posso dirti sì e no, perché Però, rimane il vecchio detto, vecchio adagio latino, che il riso abbonda nella bocca degli stolti. E forse anche quello è Ma, altro. no, ma in realtà non è il riso, ma è il ridere sguaiato. Cioè, ma in realtà una persona allegra, una persona diciamo che guarda il mondo in modo positivo, che nel colloquio ti induce anche a calare, a far crescere l'empatia, cioè Sì, esatto. hai il ponte levatoio tirato su, lo tiri giù perché stai parlando, anche perché c'è tanti, com'è che si dice in dialetto veneto, mutrioni che Comunque la gente non ti perdona di star bene. Alla gente no. piace la sofferenza. Piace soffrire. Allora, sai cosa volevo parlare? Una delle varie polemiche, c'è questo spot in particolare, tra l'altro fatto dall'agenzia Testa, una delle agenzie più famose che abbiamo in Italia, da parte del Ministero del Turismo per decantare l'Italia. Quello dove c'è Sì, la bellezza coniugata in questi tempi, cioè la bellezza del Rinascimento, messe nelle... Fatto sta nei che video. commissionato dal Ministero del Turismo, il Ministro del Turismo è la Santanchè, nell'immaginario è una delle grandi antipatiche, ne abbiamo parlato. Fatto sta che non gli Diciamo perdonano che non è simpaticissima Sant'Anche. Sì, io non l'ho conosciuto, tu magari l'hai conosciuta, però Sì, l'ho conosciuta. a livello così, Invece umanamente è ma una... probabilmente, però fa parte di quelle persone che non gli perdonano niente. In questo caso che sicuramente l'errore l'ha fatto l'agenzia che ha commissionato il Ministero, e soprattutto si parla di 9 milioni di euro, però fa parte di un pacchetto totale, quindi ci sta, non è che sia un importo No. solo del filmato, perché qualcuno dice è stato... fatto sta che la grande accusata è la Santanchè. Ministro Sant'Anche. Quindi, Posso? la prima domanda poi ti lascio libero perché quando uno è antipatico è sempre colpa sua? Beh, sì, poi giusto, va verificata l'antipatia. Posso dirti una cosa, del ministro Sant'Anche o della ministro Sant'Anche mi è piaciuto molto il fatto che fosse in prima fila al giorno all'intervento del Presidente della Repubblica a Cuneo per il 25 aprile. Mi è piaciuto moltissimo, in prima fila, a dimostrazione che tutte le vecchie cose sono non rimosse, ma si può cominciare a svoltare nel nostro paese. La cosa che non sta, che non... l'ho vista anch'io in parte delle coniugazioni con le quali si è sviluppata. Posso dirti una cosa, i tuoi colleghi, quando vogliono, sono proprio un po' stronzi. Perché in particolare in questo caso è stata la Lucarelli, la signora Lucarelli, Selvaggio Lucarelli, che non perdona niente a nessuno. Che non perdona niente a nessuno, che ha una rara capacità di critica, di analisi, di approfondimento. Però è anche vero che gli spot erano belli, è stato girato là, ma che c'entra? Ma che c'è? Cioè, onestamente a volte non si guarda spesso, non si guarda il messaggio che viene, ma si guarda chi lo manda per enuclearne possibilmente le critiche. Però io leggevo, anzi tra l'altro ha fatto una pagina sul Corriere della Sera pochi giorni fa, l'agenzia Testa Sì.
che è una delle migliori agenzie d'Italia. Però si chiama guerriglia marketing, nel senso che basta che se ne parli, l'importante è se ne parli. Sì, effettivamente, c'è anche questo aspetto. Effettivamente lo scopo di parlare di questo spot che magari è stato raggiunto, quindi hai visto mai che era un'operazione talmente di largo respiro e di grandi vedute? Era preparata così. Se fosse così sono dei geni. Sono dei geni. Sembra non sia così, però la bellezza, la Venere del Botticelli adattata ai tempi moderni, che mostra le bellezze italiane, secondo me è una cosa di straordinaria attualità. Non per niente l'agenzia Testa è fra le leader. Ricordiamo che quella di Carmencita, quelle famose degli anni dei caroselli degli anni 70. Quasi tutte le pubblicità che abbiamo, moltissime delle pubblicità che ricordiamo da ragazzini sono dell'agenzia Testa. Però in questo caso, ma pensa all'invidia degli altri paesi che non hanno la bellezza del Rinascimento che possono esibire, ma pensa. Sì, ecco, forse il problema è che noi siamo abituati a sta bellezza qua. Io mi ricordo che lavoravo con un'agenzia che portava i russi in Italia, che i russi la prima cosa che dicevano: voi avete la fortuna di essere in un museo a cielo aperto, tra l'altro gratuito, all'estero qualsiasi cosa la paghi per entrare. Professor Maggi, quando lei arriva a Venezia non ha l'impressione di entrare in una città museo? Esatto. Più unica al mondo, che ti sbalordisce. È una città museo, quindi qualsiasi roba che te tocchi. Sì, è vero. Però è una. Ma d'altronde il 70% circa delle bellezze architettoniche, pensi, che sono nel nostro paese, pensi. Reminiscenze di quando facevo l'assessore. La Regione Veneto, i sistemi ambientali presenti al mondo sono tutti presenti in regione. Ah sì? La Regione Veneto, abbiamo tutti i sistemi ambientali presenti in natura, li abbiamo, perché abbiamo la pianura, abbiamo i fiumi, abbiamo il mare, abbiamo il lago, abbiamo pure le lagune. Abbiamo di tutto, abbiamo le lagune, siamo realmente. E questi sono i sistemi ambientali, cioè l'ambiente, quindi la montagna, la collina, le famose colline veronesi. Abbiamo anche i colli, i Berici colli Berici e Euganei. I colli euganici, per cui abbiamo come possiamo definirla? Abbiamo e solo questo è la natura. Poi la natura è stata implementata dall'opera dell'uomo. Però adesso chiudiamo. Allora, solidarietà con la Sant'Anché questa volta. Sì, anche se assolutamente. Così da immagine non è più simpaticissima, io non l'ho conosciuta, quindi. Però Porsia è un po'. Con tutto quello che abbiamo in Italia di opere, siamo bravi a mantenerle, è fatica a mantenerle. Mi consenta, professor Maggi, per me siamo anche troppo bravi. Mi consenta, in questo caso bisogna ringraziare il ventennio mussoliniano. Anche la Chiesa. Perché se la Chiesa è quella che li ha fatti. Ma anche che li mantiene. Certo, assolutamente. Però bisogna ringraziare il ventennio mussoliniano, perché fu negli anni 30 che nacquero le sovrintendenze, da tutti vituperate. Ma indispensabili, dici? Ma se non ci fossero state, credo siamo l'unico paese al mondo ad avere le sovrintendenze, le quali ti obbligano, quindi moltissime delle tante opere d'arte ambientali e architettoniche che abbiamo nel nostro paese sono mantenute perché esiste la sovrintendenza. Adesso qualcosa quindi di buono ce l'abbiamo. Bisogna ringraziare il ventennio mussoliniano, cioè di quei legislatori che intuirono che poi però più nessuno le ha tolta la sovrintendenza. No, però vuol dire che hanno. Comunque veramente mantenere tutto quello che abbiamo in Italia penso sia fatica, costosissima, eccetera, però ci stiamo riuscendo. Mi fa spezzare una lancia per una categoria che molti invidiano e viene invidiata senza sapere cosa c'è dietro. E nella nostra regione ci sono molte cosiddette ville venete. Sono dei benemeriti quelli che hanno le ville, sa.
Ah beh sì, caspita. Perché spendono una quantità impressionante di soldi. Vincolata Perché sono delle arti. stravincolati, qualsiasi cosa devono chiedere. Quindi coloro che hanno le ville venete e le mantengono sono dei benemeriti della cultura, e non solo. La prossima volta invitiamo Cantarutti che fa parte di questo... Cantarutti credo sia il presidente esatto, delle Ville dell'Adige. Ville dell'Adige, ma so che, forse anche del Po Adige, quindi, perché è venuto anche a Taglio di Po per Sì, eccetera. Ville dell'Adige, Sì. perché poi esiste l'ente Ville Venete che si occupa, perché sa che in provincia di Rovigo abbiamo la Badoera di... Ah beh sì, bella anche quella di Polesella. Ecco, la Villa di Polesella è dell'ingegnere Luciano Zerbinati, che è stato presidente dell'ente Ville Venete. La Badoera invece è stata costruita dal Palladio. No, è stata progettata, pensata e costruita dal Palladio. Frata, Lendinare, abbiamo nel nostro piccolo, anche nella nostra piccola provincia, nel sistema delle ville ha qualche cosa di bello da mostrare. Renzo, è sempre un piacere parlare con te. Lei mi fa diventare poi rosso. dopo ogni volta dobbiamo fare 3-4 minuti, facciamo delle cose, delle puntate mostra. Sì. Vabbè. Arrivederci a tutti. Grazie a voi che ci ascoltate. Buona giornata. Questo spettacolo è orribile. Spaventoso. Disgustoso. Ci torniamo ancora? Sicuro.